Buonasera a tutte e a tutti e benvenute al terzo appuntamento del ciclo di incontri Il futuro è sostenibile. E in questo incontro parleremo di agricoltura sostenibile. Io sono Veronica Ferrara, coordinatrice del gruppo Cibo della Commissione Sostenibilità e ho il piacere di presentarvi le ospiti di questa sera. Buonasera alla professoressa Luisa Dalla Costa, docente di orticoltura e floricoltura del Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali. E buonasera alla dottoressa Caterina Romanelli, che gestisce l'azienda agricola biologica L'Orto Felice. Buonasera. Buonasera. Allora, io partirei prima di tutto, se avete eventuali domande per gli ascoltatori, vi invito a scriverle nella chat o a porle alla fine dell'incontro, così le facciamo tutte alla fine. E io partirei, se per voi va bene, con una domanda per la professoressa Dalla Costa. E quindi per rompere il ghiaccio le chiederei, professoressa, che cosa si intende per agricoltura sostenibile? Allora, l'agricoltura sostenibile è qualcosa di molto concreto, tant'è vero che l'Università di Bologna ha avviato un corso da 4 crediti tenuto dal professor Gian Quintos di agricoltura sostenibile. Quindi è una materia che ha una laurea triennale appunto in agricoltura sostenibile. Non so bene in quale corso universitario sia inserita, però sì, esiste. Poi è qualcosa della quale ho incominciato ad occuparmi anch'io, e proprio in coincidenza con questa vostra richiesta è stato motivo per accendere il mio interesse e accostarmi a questa materia. Quindi sì, esiste. Sì, facciamo una domanda a Caterina allora. Io volevo chiederti quali sono, a tuo parere, i vantaggi di scegliere quindi un'agricoltura sostenibile e di qualità, e soprattutto mi interesserebbe sapere come è nata l'idea e la filosofia di Orto Felice. Per cominciare, rispetto a, diciamo, i vantaggi di un'agricoltura sostenibile, bisogna definire, secondo me, anche un po' che cosa vuol dire sostenibile. Poi la professoressa lo spiegherà molto bene in termini molto più scientifici di me, sicuramente. Però secondo me è un termine che viene tanto utilizzato per dire tutto e niente, diciamo. Io credo che l'agricoltura biologica soprattutto, al di là dell'essere sostenibile, deve essere anche quasi rigenerativa, anzi senza quasi, deve essere rigenerativa, quindi deve essere un'agricoltura che ci permette non solamente di non distruggere la fertilità del suolo, che noi tra virgolette abitiamo e che custodiamo per il tempo che ci è dato di coltivarlo fondamentalmente, ma diciamo avere un approccio diverso, che è quello di cercare di non solamente mantenere la sostanza organica del suolo che lavoriamo, ma anche aumentarla. E questo come si fa? Cioè, nel senso, concretamente, ci sono diciamo, varie parti, poi ovviamente cioè noi consideriamo la nostra azienda in una maniera, diciamo, olistica, che è l'azienda di per sé, l'azienda nella comunità, l'azienda nel territorio, nel suo ecosistema, ma se dobbiamo partire proprio dalle radici di tutto, che diciamo è il suolo, l'obiettivo per noi, quindi per rendere una coltivazione sostenibile, è avere un suolo vivo. Quindi un suolo che sia ricco di microrganismi, che sia ben aerato, che assorba bene l'acqua ma che non abbia ristagno, tutti questi tipi di cose che sono molto importanti per noi. Alla fin fine, cioè, se vogliamo paragonare il nostro suolo, è per noi quasi come una persona, cioè nel senso come una persona ha bisogno di nutrimento,
ha bisogno di dormire, quindi di non essere disturbato eccessivamente, e ha bisogno fondamentalmente di respirare, quindi di essere ben aerato e di bere. Quindi diciamo che in maniera molto semplice per noi un'agricoltura sostenibile è un'agricoltura che fa vivere e che rispetta il suolo, che non lo disturba, quindi con un tipo di lavorazione del suolo minima, che gli dà da mangiare bene, quindi non gli dà da mangiare né pesticidi né concimi chimici né fertilizzanti industriali, ma compost, per esempio, nel nostro caso. E quindi praticamente, diciamo, in parole povere, questo è un po' il nostro approccio agricolo. L'idea è quella di, diciamo, di non ricreare, perché non è possibile, perché in agricoltura c'è comunque una modifica del suolo da parte dell'uomo per ovvie ragioni, appunto bisogna piantare e seminare, ma è di andare, diciamo, il più vicino possibile a una, diciamo, simbiosi tra la coltivazione e l'ecosistema, che è l'ecosistema azienda o l'ecosistema serra o l'ecosistema campo. Quindi questo è un po' in poche parole. Noi siamo, l'ho detto all'inizio, ma siamo anche un'azienda appunto biologica, quindi per noi, ma questa è la nostra definizione di agricoltura sostenibile, l'agricoltura sostenibile è anche biologica, quindi è un'agricoltura che non usa appunto pesticidi, fertilizzanti di sintesi. Per noi, ma ne parleremo più in dettaglio dopo, cioè che ha tutta una serie di rotazioni, di pianificazione delle colture, eccetera, eccetera. La filosofia dell'orto felice risale a prima della mia nascita, perché perché l'azienda esisteva già quando io sono nata. È una storia, diciamo, di famiglia che si tramanda ormai da 3 generazioni, e quindi l'azienda esisteva già dagli anni 50 in poi, fondamentalmente. Non si chiamava Orto Felice, era l'azienda agricola di mio nonno, ed è diventata Orto Felice nell'87, se non sbaglio, certificata bio dall'88, dall'idea dei miei genitori che volevano fare agricoltura in una maniera diversa, e volevano fare un'agricoltura più rispettosa dell'ambiente, non volevano appunto, e volevano essere l'orto della città. Perché noi in effetti siamo, credo, una delle poche aziende dentro nel comune di Udine, quindi abbiamo 8 ettari nella prima periferia della città. E non mi dilungo perché poi parleremo di altre cose. Grazie mille, mi è piaciuta tantissimo la similitudine con la persona, il suolo come la persona. E magari ci riesce a dire qualcosa di più adesso la professoressa Dalla Costa per farci capire che cosa intendiamo per agricoltura sostenibile? Allora, sostenibile vuol dire che io mi situo geograficamente in un appezzamento di terreno e devo valutare quali siano le caratteristiche di questo appezzamento di terreno, e devo capire come meglio valorizzare le risorse che sono presenti, perché la mia intenzione è quella di coltivare delle specie orticole minimizzando l'investimento di fattori per far produrre il pezzo di terreno che ho a disposizione. E minore è la quantità di fattori produttivi che io devo investire, migliore sarà, più basso sarà l'impatto che io genererò in questo appezzamento. Perché l'orticoltura sostenibile ha dei pilastri fondamentali, cioè devo davvero minimizzare i fattori produttivi da aggiungere al terreno per farlo produrre. Fattori produttivi che possono essere sostanze minerali, il compost, come molto efficacemente, brillantemente spiegato l'oratrice prima di me,
e l'irrigazione e le lavorazioni e tutti i fattori produttivi che possono essere sì esterni, tipo i fertilizzanti, gli amendanti, anche l'acqua può essere una risorsa da dosare con cura in modo da non lisciviare il terreno. E sostenibile è, per definizione, è un sistema nel quale le risorse sono mantenute in equilibrio e le pratiche agricole vengono attuate con l'intenzione di preservare le risorse. E poi la produzione, i profitti e i sussidi rimangono su livelli accettabili e soprattutto le attività sono in armonia con la realtà socio-economica. È una definizione un po' elaborata ed è chiaramente qualcosa di associato a un documento che appunto è questo documento Poinselot. L'agricoltura sostenibile soddisferà i fabbisogni, come riportato in questa diapositiva, aumenterà la qualità dell'ambiente, permetterà un più efficiente utilizzo, sosterrà gli impegni economici delle operazioni agricole e quindi è disegnata per sostenere il reddito, perché l'attività agricola deve essere assolutamente economicamente sostenibile, altrimenti non sarebbe immaginabile. E poi abbiamo anche l'agricoltura sostenibile non è uno stop all'agricoltura moderna e non è un passo indietro, non è disegnata solo per le piccole aziende. Sicuramente non è una soluzione definitiva ai problemi ambientali, né una soluzione definitiva al profitto, per il profitto delle aziende. Non è esclusivamente biologica oppure organica, quindi si può applicare a qualsiasi azienda agricola. Sicuramente noi abbiamo un occhio di riguardo per le realtà che sono organiche e biologiche. La sostenibilità ha dei pilastri per il primo vi dicevo che è una sostenibilità economica, poi abbiamo una sostenibilità ambientale che deve essere appunto disegnata per essere a basso impatto e avere un'interazione con il contesto biologico, ecologico e agronomico. Deve avere sicuramente una sostenibilità sociale e questo è necessario per il sostentamento e la sopravvivenza dell'azienda. Necessariamente anche una sostenibilità etica, cioè si deve occupare anche delle persone che dentro questa azienda lavorano e vanno rispettate e messe in condizioni di lavorare al meglio. Volevo dirvi che l'agricoltura sostenibile appunto è minimizzare l'input di fattori per ottenere un prodotto. E una delle tecniche è attuare una efficace rotazione agraria. Quindi noi alterniamo le colture sul medesimo appezzamento in modo da efficacemente creare delle alternative, perché l'orticoltura è un'attività ad elevato impatto, specialmente perché ha rotazioni molto rapide. Quindi col fatto che le colture agrarie hanno un ciclo produttivo abbastanza contenuto, quindi noi se riusciamo prepariamo prima le piantine e le trapiantiamo, quindi facciamo passare parte del ciclo produttivo della plantula in una zona protetta, quindi in una serra che noi allestiamo per proteggere appunto le plantule da trapiantare. In questa serra noi facciamo crescere per le prime fasi di sviluppo le plantule che trapianteremo in campo. Le trapianteremo dopo aver liberato il terreno, lavorato superficialmente il terreno e appunto trapiantiamo la plantula. Con questo sistema
siamo in grado di velocizzare il ciclo produttivo della pianta che noi teniamo in campo e possiamo attuare più cicli durante l'anno. Possiamo piantare una coltura primaverile, farla produrre, immaginiamo una pianta di pomodoro. Una pianta di pomodoro possiamo decidere di comprarla dal vivaista, possiamo decidere, se siamo bravi, di farla germinare e allevarla nelle prime fasi a casa. Poi la trapiantiamo in campo, la trapiantiamo verso fine aprile, maggio. La facciamo produrre, la produce durante l'estate. Pomodoro è della stessa famiglia del peperone, della melanzana, anche della patata. Quindi quando noi pianifichiamo la rotazione agraria dobbiamo ricordarci che patata, pomodoro, peperone e melanzana, essendo della stessa famiglia, non devono tornare su quell'appezzamento prima di almeno 3-4 anni, perché altrimenti noi non faremo altro che aumentare la carica di patogeni che si selezionano in quell'appezzamento. Quindi possiamo voler coltivare successivamente al peperone o al pomodoro che avevamo piantato una brassicacea che sono cavolfiore, il broccolo, una brassicacea, quindi una famiglia completamente diversa, e questo è garanzia di interruzione dell'accumulo di agenti patogeni in quell'appezzamento di terreno. Poi possiamo immaginare di coltivare a fine della raccolta di una coltura invernale, come può essere una brassicacea, siamo pronti per ricominciare la coltivazione di una coltura primaverile nella primavera successiva. Quindi la rotazione in realtà obbedisce a delle regole che sono scritte nella presentazione e si distinguono in rotazione con specie che sono favorevoli, c'è una parola giusta, che sono favorevoli, oppure rotazioni che sono assolutamente sconsigliate, perché ci sono anche delle incompatibilità tra piante orticole che è assolutamente necessario rispettare per non incorrere in guai. E questo ha a che fare con le rotazioni agrarie. Noi preferiamo nella successione alternare piante sfruttatrici, che sono piante in realtà avide di sostanza organica e di cure colturali, quindi piante che hanno bisogno per una produzione soddisfacente di una abbondante distribuzione di sostanza organica e di fattori produttivi, con piante che poi possono venire coltivate. Ad esempio, noi sappiamo che la coltivazione di leguminose arricchisce il terreno, perché le leguminose vivono in simbiosi con dei simbionti, dei microrganismi che le colonizzano e sono in grado di fissare l'azoto atmosferico e di arricchire il terreno tramite i tubercoli che albergano, che si formano nelle loro radici, fissare l'azoto, quindi arricchire il patrimonio azotato disponibile nel terreno. E poi ci sono anche le piante che hanno bisogno per la loro coltivazione di un grosso aumentare di lavorazioni, quindi sono piante che ci costringono a lavorare il terreno con più intensità. Pensiamo all'asparago. L'asparago ha bisogno di un terreno che sia più lavorato, perché l'asparago è una pianta poliennale, quindi l'asparago si pianta e deve vivere e produrre per 7, 10 anni, 12, anche più se possibile. Quindi è una pianta che ha bisogno di una intensa lavorazione del terreno. Adesso direi che per adesso
può bastare, non so, ci sono altre domande, scusate. Certo. Niente, io in realtà solo per approfondire un attimo avevo una domanda riguardo all'agricoltura biologica. Se può darci una breve definizione di che cosa si intende e se è vero che l'agricoltura biologica è sempre sostenibile oppure no. Allora, l'agricoltura biologica è in realtà una cosa che non è discutibile, è qualcosa che è per legge codificata e deve obbedire a delle regole molto precise. La prima regola è assolutamente bandito qualsiasi prodotto, l'utilizzazione di qualsiasi prodotto derivi da sintesi chimica. E poi esistono delle pratiche che sono assolutamente codificate, quindi esistono dei prodotti che si possono usare e sono gli unici in qualche modo utilizzabili insieme ad altri prodotti che sono di derivazione unicamente naturale. Quindi ci sono uno dei problemi più grandi nell'agricoltura biologica non è tanto la nutrizione delle piante, perché si possono nutrire con prodotti organici, deiezioni animali di animali allevati in maniera assolutamente non intensiva. Quindi la nutrizione non è cioè è un problema limitatamente, mentre la protezione delle piante è qualcosa di un briciolo più difficile, nel senso che bisogna essere molto cauti e giocare di anticipo, quindi si devono mettere in campo, mettere in atto sistemi produttivi che prevengano l'insorgere di problematiche parassitarie oppure di appunto di insetti parassiti, insomma di patogeni, e non dover ricorrere a cure, perché le cure sono più complicate. Esistono prodotti, l'azadiractina è una cosa che mi viene in mente, il Bacillus thuringiensis, quindi esistono delle armi biologiche utilizzabili, però si deve cercare sempre di giocare d'anticipo, cioè cercare di non mettersi nelle condizioni di avere dei problemi. Adesso sono stata abbastanza chiara. Magari se posso aggiungere qualcosa dal punto di vista proprio concreto, secondo me per, come si dice, confortare la tesi della professoressa, cioè per noi per esempio come azienda agricola biologica è super importante il controllo quasi quotidiano delle nostre colture, nel senso che magari d'inverno un po' di meno, perché in generale i patogeni quando fa freddo sono più calmi anche loro, un po' come noi, però non appena comincia a fare un po' più caldo è molto importante per noi monitorare le colture e al primo accenno di per esempio un attacco parassitario o di una batteriosi o di qualcosa che appunto vediamo arrivare, prendere dei provvedimenti, diciamo, o se non altro essere coscienti che c'è qualcosa che sta succedendo in quella parcella lì, in quella cultura lì. In alcuni casi, se per esempio parliamo di che ne so, un piccolissimo attacco, in alcuni casi è meglio non fare niente all'inizio per lasciare il tempo anche ogni tanto a per esempio degli insetti utili di fare il loro lavoro, perché spesso per esempio c'è, se adottiamo anche un approccio nella nostra azienda agricola di diciamo sostentamento anche degli insetti utili, può succedere che se il problema diciamo è relativamente circoscritto poi e che ci sono per esempio, non so, c'è dell'erba attorno alla serra o c'è dell'erba attorno alla parcella, è possibile che in questa zona erbosa
eccetera, ci siano appunto degli insetti utili che possono risolvere il problema per noi. In certi casi, anche invece che utilizzare dei prodotti, si possono anche fare dei lanci di insetti proprio, quindi praticamente si comprano degli insetti che arrivano nelle loro bustine e scatoline refrigerate e li si mette esattamente nella serra, o soprattutto nelle serre funziona questa cosa, perché appunto essendo semichiuse è più facile da gestire. Si mettono nella serra e loro fanno il lavoro appunto per noi. E anche la serra li, fra virgolette, conserva, cioè il lancio di antagonisti è una delle strategie più vantaggiose che si sono trovate per aumentare il controllo delle famiglie della banca patogeni che esiste intorno alla nostra zona di coltivazione. E prima alludevo al fatto che uno dei concetti base è che sono vietati i prodotti chimici. Un altro concetto base è che l'azienda biologica deve aumentare il numero di ecosistemi disponibili, quindi arricchire la biodiversità al suo interno, che è garanzia di controllabilità dello stato sanitario, fitosanitario delle piante in coltivazione. Quindi aumentare la biodiversità è uno degli altri mandati e punti focali dell'azienda biologica. Vediamo se mi viene altre cose con cui posso arricchire questo discorso. Mi ero stato domandato che cosa fosse l'agricoltura sinergica. L'agricoltura sinergica, dunque, l'agricoltura biologica, ho accennato una breve illustrazione, e c'è anche un sottoinsieme dell'agricoltura biologica è l'agricoltura biodinamica, che invece è legata a quello che è l'insegnamento di Rudolf Steiner, che nel 1924 ha fatto queste storiche conferenze in Slesia. È un libretto piccolo che viene appunto in commercio, è leggibile, acquistabile e studiabile. Questo Rudolf Steiner, questo pensatore, lui era un eclettico, quindi si è occupato di agricoltura, ma si è occupato anche di drammaturgia, di musica, di didattica. Era una persona molto, sì, molto capace, e la sua strategia nell'affrontare l'agricoltura è un po', fra virgolette, magica, mi si passi il termine. Quindi l'agricoltura biodinamica si basa su intanto lo studio accurato non solo delle fasi lunari, quindi del panorama, costellazioni, ma anche siderale, quindi studiano anche la composizione degli astri al di fuori appunto della nostra sistema solare. Quindi astri anche remoti hanno influenza nella visione biodinamica. E si occupano anche di pratiche abbastanza curiose che passano attraverso degli attivatori derivati da piante di equiseto o decotti di equiseto ortica, che servono a attivare il cumulo di sostanza organica per ottenere una sostanza organica con caratteristiche speciali. Quindi sono i prodotti per il cumulo che loro fanno. Poi hanno anche dei preparati per attivare la produzione in piante da frutto, in piante da radice. Sono dei preparati che vengono ottenuti riempendo un corno con del letame, ottengono un prodotto che si chiama cornoletame,
che ottengono perché lo interrano a profondità, credo di ricordare, di 50 centimetri, lo lasciano lì per un numero codificato di settimane, lo riesumano e poi lo addizionano a un volume considerevole di acqua, e con questa porzione di questo volume di acqua irrorano una porzione di terreno. Quindi cornoletame esiste in parallelo l'altro preparato che si chiama corno silice, ottenuto circa con lo stesso sistema. E questo ha una metodica di preparazione molto speciale, quindi i biodinamici hanno tecniche molto particolari. Un sottoinsieme diverso sono quelli degli orti sinergici, perché il sistema sinergico si rifà agli studi che fece questo microbiologo giapponese che si chiama Fukushima, e questo microbiologo venne studiato da una signora spagnola, Emilia Haselip, che ha fatto questo libro in commercio adesso nelle librerie, che si chiama Orticoltura sinergica, e in questo volume è illustrato appunto come avviare un orto sinergico. Nel materiale che posso mettervi nel materiale didattico con la presentazione sono appunto le presentazioni PowerPoint di queste tecniche sinergico. Non c'è il biodinamico, solo indagato il sinergico. Questo Fukushima ha preparato un libro che anch'esso è disponibile in rete, che si chiama La rivoluzione del filo di paglia, e che è molto interessante da esplorare. Fukuoka, non Fukushima, scusate, è stata Fukuoka. Grazie professoressa per questo approfondimento. E io avrei una domanda per Caterina, allacciandomi a quello che hai detto prima, appunto sul fatto che Orto Felice è un'azienda che appunto è nata molto tempo fa, diciamo, con tuo nonno, e volevo sapere, una volta, cioè, diciamo, nel tempo il ruolo dell'azienda agricola è cambiato. E come viene intesa quindi oggi un'azienda agricola? Come la intendete voi? Allora, secondo me, diciamo che ci sono definizioni di azienda agricola tante quante le aziende agricole, nel senso che ciascuno poi deve fare qualcosa che sia, diciamo, a sua immagine diciamo, in risonanza con i propri valori. Per quanto riguarda noi, e forse un po' per quanto riguarda me, perché io sono un po' l'ultima, diciamo, l'ultima generazione, l'ultima recluta dell'Orto Felice, io quando sono tornata in Italia, in effetti, perché prima non abitavo in Italia, ho fatto un bel po' della mia vita a Parigi, e quando sono tornata in Italia per riprendere in mano questa azienda agricola, questo grande, diciamo, testamento di famiglia, io mi sono chiesta un po' che cos'è un'azienda agricola per me, e per noi, per me, un'azienda agricola non è solo un posto dove si produce del cibo, ma è un posto che diventa un luogo ibrido, quindi un luogo di connessione, un luogo in cui non solo si produce, ma anche si impara, si condivide, si fanno, diciamo, un sacco di cose diverse, e diventa appunto un luogo, un vero luogo della comunità, ecco, secondo me, e diciamo, non solo dell'ecosistema naturale nel quale l'impresa è inserita, ma anche diciamo, dell'ecosistema sociale nel quale l'impresa e l'azienda è inserita. Io credo che, diciamo, che
questa è la visione filosofica, per me almeno, quindi cioè, più sappiamo di come il nostro cibo è coltivato, da chi è coltivato e perché, e più saremo interessati al cibo e alla maniera in cui possiamo avere effettivamente un'influenza sul sistema alimentare, noi cittadini con le nostre forchette, no? Perché in realtà io credo che diciamo, il sistema alimentare attuale è fondato un po' sull'ignoranza, cioè meno sappiamo di chi coltiva, di come coltiva, di dove coltiva, in che condizioni di lavoro e con che approccio agricolo coltiva, meno ci interessa. Quello che compri, se tu compri solo una zucchina, per esempio, quando vai al supermercato non c'è scritto come questa zucchina è stata coltivata, né da chi, né con che filosofia, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che per contrastare questa cosa, cioè contrastare l'ignoranza, diciamo, che c'è e la distanza che c'è tra chi produce e chi mangia, è per questo che secondo me è molto importante che l'azienda diventi un luogo diverso, no? Quindi questo passa per corsi, tenere le porte aperte dell'azienda, nel senso che dare la possibilità alle persone di venire a vedere quello che si fa. Altre cose che possono essere degli eventi, delle cene, ovviamente non nell'ambito Covid, ma insomma, se un giorno ritorneremo a una vita normale, ci sarà sicuramente anche questo. Poi c'è tutta la parte che noi abbiamo, per esempio, di fattoria didattica, quindi educare i mangiatori di domani, che sono i bambini, e spiegare, cioè fare in modo che loro si sentano connessi con il loro cibo fin da piccoli. C'è tutta la parte anche, diciamo, di reinserzione che si può fare sociale tramite l'agricoltura, che può essere per esempio andare a lavorare con delle persone che sono state, cioè che sono lontane dal mondo del lavoro per X, Y ragioni, che possono essere il fatto che non parlano la nostra lingua, che può essere il fatto che hanno avuto dei problemi nel passato, e diciamo utilizzare l'agricoltura e l'apprendimento dell'agricoltura come un metodo, diciamo, di reinserzione e anche diciamo, di dignità, ecco, per le persone. Non mi ricordo cosa volevo dire. Ah sì, ecco, l'ultima cosa forse che se possiamo aggiungere appunto un altro pilastro, come parlavamo prima, nell'ambito della sostenibilità, abbiamo quindi sostenibilità ecologica, sostenibilità sociale, ma abbiamo anche uno dei pilastri fondamentali al quale le aziende agricole non scappano, che è la sostenibilità economica, nel senso che uno dei problemi più grossi delle aziende, soprattutto quella a conduzione familiare in Italia e direi anche oltre i nostri confini, è il fatto che non sono sostenibili economicamente. C'è, non so, metà delle persone che sono della famiglia che lavorano gratis, non si fanno i calcoli tra virgolette giusti, si è estremamente dipendenti magari dei prezzi di mercato che non sono stabiliti dall'agricoltore, ma che l'agricoltore semplicemente prende come un dato di fatto. Quindi c'è tutto un discorso che si può ricollegare anche all'azienda agricola come ambiente ibrido, anche nell'ibridazione forse del business model dell'azienda, che quindi magari non si sostiene solamente con la produzione, ma si può sostenere, o se non altro può cercare di bilanciare anche con altre attività. Infatti una cosa che mi piace ricordare è che un paio d'anni fa sono andata con gli studenti a visitare un'azienda orticola biologica in cui il coltivatore stava spiegando come avesse cercato di fidelizzare dei clienti per cercare di garantire il sostentamento e la sopravvivenza alla sua attività agricola grazie appunto a questo legame stretto con lui. Operava in un paese nel circondario di Udine, forse una dozzina di chilometri dal centro di Udine, quindi non era esattamente vicinissimo, però
era ai bordi della città, quindi raggiungibile con l'auto. E lui appunto raccontava di come fosse indispensabile fidelizzare le famiglie non troppo lontane chilometricamente dalla sua azienda, perché altrimenti la sua sopravvivenza non sarebbe, la sopravvivenza della sua attività agricola non sarebbe stata possibile. E questa era un'azienda agricola in cui un terzo della superficie era data da produzioni orticole, quindi il resto dell'azienda era anche a produzioni da pieno campo, lo stesso biologiche. Grazie mille a entrambe per questi interventi. Avrei un'ultima domanda per la professoressa Dalla Costa e poi passerei alle domande degli ascoltatori. La domanda è: perché è importante coltivare in maniera sostenibile, quindi per tirare un po' le somme? Che ruolo hanno queste coltivazioni sull'utilizzo del suolo e della produzione di CO2? Allora, sulla produzione di CO2 non sono sicura di essere abbastanza ferrata sull'argomento. Sicuramente la produzione biologica è un sistema produttivo che migliora come dire, il sequestro della CO2, nel senso che in paragone alla modalità di coltivazione convenzionale, diciamo così, il sistema biologico sicuramente ha una produzione di CO2 inferiore, quindi è migliorativa rispetto al convenzionale cosiddetto. Non sono sicura di aver risposto a tutte le domande che mi avevi fatto, sicuramente ne ho perse un po'. Anche per quanto riguarda l'utilizzo del suolo. L'utilizzo del suolo, in generale, chi pratica la coltivazione biologica è molto più attento nella lavorazione del terreno, perché nella lavorazione del terreno, quando lo si lavora, si ossida la CO2, scusate, la sostanza organica, e con questa ossidazione è come se la si bruciasse. E questo è il motivo per il quale nelle lavorazioni bisogna essere molto cauti e non farle troppo profonde, per definizione quando è troppo è esagerato. Comunque si privilegiano lavorazioni più superficiali rispetto a lavorazioni più profonde. Grazie mille, ho capito. Allora, io passerei alle domande che abbiamo qua nella chat. Non riesco più a scorrere. Cosa è successo? Ah, ok. Allora, abbiamo una prima domanda che dice: a livello di sostenibilità e di impatto ambientale, come si pone l'agricoltura di precisione in confronto all'agricoltura biologica e biodinamica? Allora, Sì, prego. L'agricoltura di precisione in realtà è un tentativo di diminuire la quantità di fattori messi in gioco nella produzione. Quindi quando si dice precisione è perché si concentra in prossimità della pianta la distribuzione di fattori produttivi che andrebbero altrimenti distribuiti su una superficie più ampia di terreno. Quindi si cerca di massimizzare l'utilizzazione da parte della pianta mettendoglielo, fra virgolette, più vicino alla zona radicale oppure più vicino alla parte aerea per l'assorbimento. Questa è l'agricoltura di precisione. Si basa soprattutto anche su metodi di misurazione dello stato nutrizionale della pianta, quindi ci si cautela di accertarsi sullo stato nutrizionale della pianta e di procurare un'integrazione a questo stato nutrizionale con la distribuzione in loco di fattori produttivi. Non sono sicura di aver risposto esattamente a tutto quello che era contenuto nella domanda.
questa è l'agricoltura di precisione. Poi ce n'era un'altra che non... Sì, no, chiede se come si pone in confronto all'agricoltura biologica e biodinamica. Allora, rispetto alla biodinamica so abbastanza poco, non mi sento di avanzare delle risposte. La biologica in realtà, vista l'accuratezza che il produttore ha nello scrutinare le piante che sono in coltivazione, perché l'agricoltore biologico è mediamente più attento rispetto allo stato di salute, lo stato nutrizionale delle proprie piante rispetto all'agricoltore convenzionale. Quindi sicuramente questo esame continuo delle piante in coltivazione lo porta a fare delle operazioni colturali agronomiche mirate e che vanno nella direzione di migliorare anche l'efficienza d'uso dei fattori che lui distribuisce. Quindi sicuramente è migliorativo. Grazie mille, professoressa. E ho una domanda del professor Marangon per Caterina. La forte scelta verso la sostenibilità di Orto Felice ha aiutato ad affrontare questo periodo di grandi difficoltà? Io credo proprio di sì. Nel senso che direi che questo periodo proprio di pausa o di riflessione o di stop che c'è stato alla fin fine, soprattutto col primo lockdown per le persone, credo che abbia messo tanti di noi di fronte alla nostra vita. E anche di fronte a tutta una serie di scelte, che cosa stiamo facendo per noi stessi, cioè, e pensare secondo me al proprio cibo, a quello che si mette nel proprio corpo, è un po' la prima cosa che ci viene in mente, la prima cosa sulla quale ci sentiamo di agire anche in un contesto in cui siamo completamente bloccati e in cui ci sentiamo, diciamo, impotenti, no? Rispetto a quello che ci succede. Quindi io in tutto questo anno credo che ci sia stata come si dice, un aumento anche di consapevolezza da parte dei consumatori in generale, dei nostri clienti forse ancora di più, rispetto a questi temi, e quindi un interesse crescente per quanto riguarda l'agricoltura, nel nostro caso agricoltura biologica, ma diciamo l'agricoltura in generale, il cibo ancora di più. Quindi alla fin fine poi, nel senso, anche tutte queste pandemie o il fatto che magari uno si metta a riflettere rispetto al cambiamento climatico, a tante altre cose che sono, diciamo, dei macro movimenti che ci stanno scombussolando, delle quali molto probabilmente siamo comunque anche la causa, ci spingono, no, alla fin fine a riflettere sulle nostre scelte di vita, e credo che appunto cambiare la maniera in cui si mangia è forse una delle cose più facili da fare per quanto riguarda appunto il cambiamento delle abitudini. E quindi diciamo che è stato un periodo particolare per noi, perché comunque soprattutto i primi mesi sono stati complicati per quanto riguarda anche solo la comprensione delle persone rispetto a se potevano venire al mercato, se potevano venire in azienda. Abbiamo creato da zero un sistema di consegne a domicilio che non facevamo prima. È stato, diciamo, per noi anche un modo per reinventarci su tante cose, e forse anche per comunicare su quello che facciamo, magari in maniera, non so, più digitale, perché appunto le persone, non potendosi magari più recare da noi per le fattorie aperte o per tutte queste cose qua, avevano bisogno, o anche voglia, piacere di sapere qualcosa di più, magari tramite i social media o tramite dei video, delle foto, delle ricette. Grazie mille Caterina, sono d'accordo con praticamente tutto quello che hai detto, e siete stati anche davvero molto bravi ad adattarvi, insomma, in questo modo alla situazione. Complimenti. Grazie. Ho un'ultima domanda nella chat. Allora, a proposito dell'ignoranza delle cattive pratiche nella catena del cibo, a cui accennava Caterina Romanelli, quali sono le pratiche peggiori in agricoltura e che impatto hanno?
Urca, che difficile domanda. Non so se volete rispondere entrambe, se vuole iniziare la professoressa o Caterina. Credo che la professoressa abbia più basi scientifiche di me per poter parlare di queste cose. Quali sono, sì, le peggiori pratiche, professoressa? Allora, non saprei adesso. Possono essere gli eccessi gli eccessi per definizione sono delle pratiche, come vi dicevo prima, le eccessive lavorazioni del terreno, le eccessive distribuzioni di fattori produttivi. Sì, sono, come dire, in realtà l'agronomo dovrebbe mirare a soddisfare le esigenze nutritive della pianta senza esagerare, ma questo è nella... Anche perché, per esempio, appunto, se c'è una concimazione eccessiva, poi la pianta mangia un pochino, ma non è che mangia tutto, e quindi, per esempio, finisce poi nelle falde acquifere, abbiamo problemi di, come si dice, ipertrofismo, quindi abbiamo le alghe, per esempio, che si sviluppano, ci sono queste maree giganti, soprattutto io avendo vissuto in Francia, per esempio, in Francia c'è un grossissimo problema di alghe sulle coste della Bretagna, che sono dovute al fatto che tutta la Bretagna è un po' terra di agricoltura intensiva e di allevamenti, quindi creano questo tipo di problemi. Le eccessive lavorazioni creano l'erosione del suolo, e quindi il fatto, per esempio, che ci sia, cioè che si smuove talmente tanto e si rompe talmente tanto la struttura del terreno, che poi il terreno appunto non assorbe più l'acqua, si formano delle suole, per esempio, c'è non so, un'impermeabilizzazione, o al contrario appunto il terreno non è capace di tenere, come si dice, perde la sua struttura, no? E quindi si sgretola praticamente, diventando un acquitrino quando piove e diventando desertico quando invece non c'è pioggia, perché non riesce a trattenere appunto l'umidità. Quindi sì. È il concetto dell'erosione, quindi è quando si perde la struttura del terreno e che cominciano i guai. Quindi l'unica. Grazie mille per la risposta. Allora, quest'ultima domanda dice: ultimamente si sente sempre più spesso parlare di specie antiche, perché è importante tutelarle. E come si riesce a superare il problema che non abbiano una rilevanza commerciale così forte? Se volete, diciamo, posso portare un po' il nostro esempio, nel senso che noi siamo appassionati di varietà antiche, e quindi per noi sono, cioè diciamo, le varietà antiche sono veramente diciamo, un patrimonio da proteggere. Ma anche sono una miniera dal punto di vista cromatico, gustativo, e anche direi della storia un po', sia locale nostra che diciamo della biodiversità, un po' intesa nel senso un po' più largo. E quindi noi, per esempio, abbiamo ormai da più di 20 anni cominciato a proteggere e a conservare queste vecchie varietà di fagioli, che abbiamo recuperato soprattutto nella zona del Friuli, ma anche oltre confine, nei nostri viaggi, per esempio, che sono ormai quasi 70, e quindi sono tantissime varietà che noi coltiviamo a rotazione, perché non ci stanno neanche tutte, altrimenti dovremmo coltivare solo fagioli probabilmente. Diciamo che i fagioli sono l'esempio più eclatante, però lo facciamo anche con tutte le altre verdure, quindi per esempio invece che avere, non so, 5 varietà ibride di pomodori, ne abbiamo 30, che sono magari spesso anche dei pomodori che appunto non sono
sì, non sono varietà commerciali, no? Quindi non sono nate da selezioni fatte da singoli, non so, contadini o singoli biologi su queste piante. Diciamo che forse se un'azienda dovesse vendere in un contesto di grande distribuzione o in un contesto in cui è diciamo più lontana dal consumatore finale, allora forse c'è tutta una storia di marketing da creare dietro alle varietà antiche, alla tradizione, eccetera, eccetera. Noi abbiamo la fortuna di vendere ai cittadini, quindi l'atto anche di venire a comprare o di andare al mercato, di venire in azienda, è un atto anche di educazione al cibo, perché possiamo spiegare perché queste varietà sono più buone, o possiamo dare dei consigli per cucinarle, e quindi per esempio tutte le persone che poi le provano effettivamente si rendono conto che dal punto di vista gustativo sono diverse. Non sempre le vecchie varietà si prestano però a essere vendute per esempio nei supermercati, perché per esempio non sono delle varietà che sono state selezionate per la loro resistenza nei frighi o per la durezza della loro pelle o per il fatto che abbiano tutte delle forme uguali. Quindi secondo me, ecco, non si prestano magari, cioè si prestano bene a un'azienda che vende in direct, cioè direttamente. E le vecchie varietà sono state selezionate dagli orticoltori e perderle sarebbe una erosione genetica, come dire, uno spreco del lavoro di generazioni di orticoltori. Quindi recuperarle, oltre a un nostro dovere morale, e anche valorizzare il lavoro che è stato fatto dagli orticoltori, che hanno agito con una sorta di selezione massale molto efficace però, e che altrimenti andrebbe perduta se noi smettessimo di continuare a coltivarle, ma soprattutto a valorizzarle. Ringrazio entrambe per la risposta, e se non ci sono altre domande... Scusatemi un attimo solo, una riga in più circa il discorso del salvataggio dei fagioli che attua Ortofelice. Mi piace ricordare che presso l'azienda agraria Servadei esiste anche una banca del germoplasma che è molto attiva nel salvataggio, preservazione e come dire, tutela delle varietà del Friuli Venezia Giulia, che ha al suo attivo più di 200 linee di fagiolo, e il senso è appunto di salvaguardare e impedire la perdita di queste linee genetiche. Abbiamo sì fagiolo, ma esistono anche cipolle, patate, aglio, quindi ci sono più specie protette, conservate nella banca del germoplasma e tutelate. Grazie, davvero interessante questa puntualizzazione. E se non vedo altre domande, quindi io vi ringrazio tantissimo per aver partecipato come relatrici a questo incontro, grazie davvero, e ringrazio anche tutti quelli che sono stati all'ascolto. E per chiudere vi ricordo che per maggiori dettagli e approfondimenti ci trovate su Facebook e su Instagram del Consiglio degli Studenti, e abbiamo anche un canale Telegram della Commissione Sostenibilità in cui mettiamo alcune informazioni, alcune news, e sul sito Uniud del CDS Sostenibile. Allora io concluderei questo incontro ringraziandovi nuovamente e con il nostro motto: sii parte del cambiamento, collabora con la Commissione Sostenibilità. Grazie mille. Buonasera. Buonasera. Buonasera, arrivederci.